Buonasera a tutti, grazie per essere qui nonostante il cattivo tempo e grazie per aver accolto questo invito a un service che ha una grande importanza per noi, per una serie di motivi. Per un motivo che riguarda il contenuto, riguarda le donne vittime di violenza e la violenza di genere. Un service che facciamo ogni anno e che io quest'anno in particolare, insieme al mio club, vorrei dedicare a un nostro caro socio che non c'è più, perché lui l'ha fortemente voluto e sono certa, siccome mi diede questa notizia, ci avrai una bella sorpresa, e la sorpresa fu essere la referente di questo service, che lui, dovunque sia, ci sta guardando da lassù. Io questa serata la vorrei dedicare a lui, a Vittorio Verone. Bene, e voglio ringraziare ancora tutti quelli che hanno accolto l'invito, anche amici, molti sono Lions. Voglio ringraziare l'altro club che è stato molto insomma, solidale nel condividere questa iniziativa. Poche parole sulla valigia di Caterina, perché siamo qui per ascoltare musica stasera e non tante parole. La valigia di Caterina è un qualcosa di virtuale che simboleggia un bagaglio che noi voglieremmo fornire a quelle donne in difficoltà che hanno avuto il coraggio di denunciare, perché ci vuole tanta forza per farlo, però dopo c'è un punto interrogativo. Bene, questa valigia di Caterina è fatta di vari scomparti dove ci sono dei contenuti che noi in parte vogliamo donare a queste persone in difficoltà. Potrebbe essere il pagamento di bollette, l'aiuto per i loro figli minori a scuola, un corso di formazione, qualsiasi cosa di cui loro avranno bisogno. Poi sceglieremo in maniera attenta chi ha veramente bisogno, magari anche con la Polizia di Stato che ci è sempre vicino, con Rita Villani, ispettore superiore, che non manca mai a queste nostre iniziative. Che altro dire? Un ringraziamento al gruppo, lo faccio io personalmente, poi ne parlerà il nostro presidente. Parole e musica e Giovanni Oliva, un carissimo amico d'infanzia, abbiamo poi scoperto di conoscerci da sempre ed è un piacere averlo qui con il suo gruppo la cui fama mi precede. So che sono bravissimi, io non l'ho mai ascoltati, lo farò insieme a voi questa sera. Un'ultima cosa, vi chiedo di essere generosi nel limite delle vostre possibilità. Questa raccolta di stasera, come vi ho detto, andrà ad una donna che ha bisogno di qualcosa e quel qualcosa di stasera glielo daremo noi. Do la parola alla nostra Presidente, Rosa. Grazie. Buonasera a tutti, io saluto e ringrazio tutti voi che siete qui, perché nonostante il cattivo tempo, come giustamente ha detto Loredana, che insomma scoraggia moltissime persone, voi siete qui, quindi vuol dire che questa è una bella cosa e io vi devo dire grazie. Un saluto particolare io lo devo dare non soltanto ai miei soci che mi hanno sostenuto in questo percorso di anno sociale 2021-2022, ma devo ringraziare e il Presidente e i soci dell'altro club gemello, Castellammare di Stabia Est. Noi è vero che siamo due club, però noi siamo insieme in tutti questi percorsi di solidarietà, in tutti i percorsi di cultura, in tutti i percorsi in cui il Wiser, che sarebbe la parte centrale, il nostro messaggio come Lions, che significa nei bisogni ci dobbiamo stare sempre insieme e tutti insieme. Un ringraziamento io lo voglio dare praticamente a Loredana Vignola. Loredana veramente l'anima di questo service, come giustamente lei ha detto. La valigia di Caterina rappresenta qualcosa che veramente ci emoziona, perché un aiuto a noi che siamo donne, ad altre donne, è una cosa che in qualche modo praticamente ci emoziona moltissimo. Un ringraziamento a Rita Villani, che è l'ispettore superiore di Polizia di Stato, che io anche in altre occasioni ho avuto modo di ascoltare e di conoscere per la sua disponibilità, per il suo affetto e per la sua sensibilità verso le donne che hanno subito torti, violenze ed altro, che lascia a voi l'immaginazione di quello che succede.
Mi scuso e si scusano il presidente della terza circoscrizione, Luigi Caccavale, di non essere qui. Lui spera di potercela fare alla fine di questo evento perché c'è un service distrettuale, c'è quindi una riunione distrettuale purtroppo a Potenza e lui non sa se riesce a venire. La stessa cosa vale a Claudio D'Alessio, presidente di Zona 7. Io veramente un onore e un grande ringraziamento va al gruppo Parole e Musiche, che io conosco Giovanni Oliva, come ho detto prima, da quando lui era studente di medicina. Vedete, una vita intera, io ho fatto il medico, lui fa il medico, lui non è ancora in pensione, io sono già in pensione da 14 anni, quindi vuol dire che è una vita insieme che ci conosciamo. Volevo ringraziare praticamente per questo, l'onore che ci fa per questo oratorio, prima di tutto Nazario Napoli Bruno, che è quello che, anche se non è qui con noi, è più, è quello che ha scritto i testi. Le musiche sono di Giovanni Oliva e ci sta anche Enzo Raimo che introduce questo evento, e l'attrice Liliana Palermo. E tra le voci femminili voglio ringraziare la moglie di Giovanni Oliva, Carmen Di Ruocco, Francesca Cavaliere, Carmela D'Apuzzo, Luisa De Vicchi, Elvira Grandimento, Milena Napoli, Rosario Cacciacuoti, Rino Di Niccoli. E un grande grazie a Giovanni Oliva, che in maniera assolutamente gratuita dà il suo tempo insieme a tutto il suo gruppo perché per essere vicino a quelli che ne hanno bisogno. Io vi ringrazio di essere qui con noi e ringrazio anche a tutti voi per la vostra grande generosità. Grazie. Adesso la parola a lei. Solo un saluto, Rita. Buonasera, sono emozionata di essere qua con voi. Innanzitutto io sono l'ispettore superiore di Rita Villani, faccio parte del commissario di Castellammare di Stabia, ritengo Loredana una grande amica, nonché una persona meravigliosa per quello che fa e per il modo in cui lo fa. Vi dico grazie per avermi invitato a questa manifestazione e voglio aggiungere effettivamente, per quanto riguarda questa tematica così che ci tocca, per quanto riguarda la violenza di genere, io sono anni che mi dedico a contrastare questo fenomeno. Al commissariato praticamente abbiamo un ambiente dedicato proprio per l'accoglienza, per l'ascolto, per le donne vittime di violenza, e quando abbiamo una donna vittima di violenza, specialmente se parliamo di una violenza intrafamiliare, abbiamo sempre, quasi sempre, un bambino che anche lui soffre e che, anche se non è la vittima diretta, nel senso che non è lui in prima persona ad essere maltrattato, percosso o peggio ancora altri tipi di violenze, comunque è vittima perché assiste, quindi si dice vittima di una violenza assistita. E molte volte questi bambini, vi posso dire, gli si legge negli occhi quello che loro all'interno delle mura domestiche vivono, perché anche se non guardano direttamente quelli che sono i maltrattamenti, loro li sentono, li percepiscono. L'iniziativa della legge di Caterina è qualcosa di meraviglioso, perché queste donne, nel momento in cui sono vittime, solo se riescono a comprenderlo, cominciano a fare un percorso di autoconvincimento di dover denunciare. Non è sempre facile, non è sempre ci riescono, perché quello che a loro impedisce è proprio il dubbio, è proprio il non sapere che cosa sarà il dopo. Come diceva Loredana, loro si domandano se la violenza che subiscono
poi non si tramuti dopo la denuncia in qualcosa di più atroce, specialmente per i loro figli, che come ho detto prima, dove c'è una donna maltrattata c'è un bambino. Loro non sanno qual è il loro futuro, non sanno che cosa li aspetta, spesse volte non hanno che cosa dare ai loro figli, hanno paura che lasciando il maltrattante, il padre, il compagno, il marito, possono non avere più l'opportunità di poter mantenere e di poter assicurare ai propri figli quello di cui hanno bisogno. Quindi effettivamente l'iniziativa, questa della valigia di Caterina, quello di pensare, di dare un contributo a una donna che soffre, a una mamma, a una vittima di violenza, che fosse pure il pagare una bolletta, perché spesse volte è anche questo che poi dopo, se abbandonano la casa, hanno una difficoltà, è qualcosa di un valore inestimabile che vi fa onore a tutti e due i due. Grazie Rita. E possiamo iniziare, vi potete accomodare, il gruppo Parole e Musica adesso. Allora diamo la parola al professor Enzo Raimo che introdurrà la nostra serata. Accogliamolo con un applauso. Grazie. Buonasera a tutti voi convenuti. L'oratorio che vi presentiamo, A Passione Gesù Cristo, fa parte di una trilogia di oratori sacri in vernacolo napoletano. La musica è del dottor Giovanni Oliva, i versi del poeta napoletano Nazario Napoli Bruno, recentemente scomparso. Ricordiamo che lo stesso ha rivisitato in napoletano 9 canti della Divina Commedia, pubblicati col titolo Virna, Priatori e Paradiso, rispettando la metrica dantesca. Ha scritto anche diverse poesie ed ha ricevuto vari riconoscimenti, tra cui il premio Masaniello. Per lui, in questo momento, il nostro affettuoso e imperituro ricordo. L'oratorio ci ricorda la vita di Gesù dall'entrata in Gerusalemme fino alla morte in croce, analizzando i 5 misteri dolorosi che contempliamo nel Santo Rosario. L'agonia nell'orto degli ulivi, la flagellazione, la coronazione di spine, la salita al Calvario, la crocifissione, morte e il dolore di Maria ai piedi della croce. Buon ascolto. Recita magistralmente l'attrice Liliana Palermo. I brani cantati sono eseguiti dagli amici di Parole e Musica. Grazie. Allora l'attrice Liliana Palermo reciterà la poesia introduttiva di tutto l'oratorio, Zurda Macina. Facciamole un applauso. Mi pare di vedere Cristo Signore, quando inizia l'Apostola assettata, col dente all'occhio caro che l'amore, e chi lo sguardo dolce, rassegnato. Per mano Tonia, a crianzata e santa, spartita, o pane o vina a tutto quanto. Mangiate questo pane, è carne mia, voi vite di
via per lavare cuore tutto il fango. Facete questo, e chi non può scordare che hai lunga vita mia, a sti peccati. E parlava così, mentre in tuo cuore sapeva già quanta malapatenza viva sopportare. Tu, Salvatore, quanto dolore, quanta sconoscenza, eppure in coppa croce, in tuo dormiente, l'amore tuo mai trovava piente. Perdonalo, Padre, non lo sai quanto ti costa questo splendore. Perdona, perché le che mi fanno, diceva, non guardare questo sacrilegio. E fui io niente in un soldato, a conversare una lanza in tuo costato. Perdonaci, Gesù, questi peccati che noi facciamo giorno dopo giorno, senza ci dimandare quanta cercato noi ti portammo, senza sentirci cuore. Tu, che sto cuore tuo al caro passato, a chi in coppa la croce t'ha inchiovato. C'è sta chi nega che tu sei figlio di Dio, c'è sta chi dice che sei un profeta, non me ne importa. Sto pensiero mio per queste cose, no, non si spiega. Io sento che non sbaglia questo cuore, tu sei un padre e un figlio dell'amore. Domenica, o 2 aprile, 787, anni Roma. Evviva! Evviva! Come sia se ne venette insieme a una gran folla amica, proprio rinda città santa. Gesù, Dio benedetto! Era voce tutto quanto. Benedetto!
tutta gente, ma o Sinedria una condanna preparava patramento. E fu Giuda Iscariota a stringere a Gesù, proprio chi per una volta o voleva bene più. Maria Maddalena, piena d'amore per chi l'aveva salvato dal peccato, augliava i capelli al Salvatore con una smicia triste e appassionata, mentre zitta teneva chiuso in zina un abbottamento, un presentimento, che quello bello sposo suo divina l'avria perduto sossa, che dormiente. Come
E Gesù, giovedì a sera, con l'apostola assattata, recitai una preghiera e l'agnello fu tagliato. Poi Gesù, spezzando il pane e benedicendo vina, alla penna che l'immana e con un dolore inzina all'apostolo ricetta: Io sono triste assai, perché uno di voi già mi pennetta, e mo c'è insieme a me. E con tanto amore la vai via tutto quanto. Is, sì, nostro Signore, sì, con che l'immana santa. Sto peccato per salvare questo mondo, per salvare tutto quanto all'inferno. Avete fatto un peccato a soffondo e per qua questo sangue ci dà. Venite qua a sentire attorno a me, venite qua, bevete e mangiate, perché sto panno se fa carne e sta carne io vado, sto vino se fa sangue e sto sangue io vado, bevete e mangiate, e voi vi salvate. E voi vi salvate. Facete questo e ci non voi scordate che non capite questi vostri peccati, questi peccati. Giuda Iscariota, uomo senza cuore, facendo assai più peggio in un serpente, tradette Gesù Cristo Salvatore per una brancata moneta argenta. A chi l'aveva dato solo amore, o ripavai con questo tradimento, ma non si può campare con questo dolore, solo che a morte può spezzare il dormiente. E Giuda, quando possono addunare il male fatto a chi l'aveva amata, a un albero di figa s'impiccai, lasciando in terra i sortero peccato. Gesù Cristo ha già tradito, ma non mi
Era notte, quando Gesù arrivai all'orto degli ulivi, in do giardino, e a luna, dolce dolce, si posai in coppa montagna e a essa poi vicina. Ma triste Gesù niente più guardava, che faccia in terra, e con una voce chianta, o padre suo, pregava, che lo facesse sparagnare sto schianta. E se pigliai il dolore tutto mondo, se caricai lo pisere peccata, o calice, bevette infine in fondo, re pena amara, che avria sopportata. Amare, allontana sto cuore, non mi fa soffrire. Padre, ma se il mondo è caro, questo figlio che muore, non sta a sentire. Padre, se mi stai tu vicino, io non tengo paura, e fa chi sto cammino. Non ci sta niente che possa sopportare, sì che sto cuore sia fatta la tua volontà. Guarda, quanta gente perduta, quanta figlie cadute, non si possono contare. Su assai, ma se tu vuoi chi sto sangue può salvare, chi sto sangue se tu vuoi può salvare. Senza pace e voi mo state a suonare, non siete capaci manchi un consolare e non va cucito che muore e che questo dolore ma c'era come trista sta sola quando sa da soffrire, come trista sta sola ma non si può capire e non c'è sta niente in giù che ti possa salvare. E voi che avete stato no, non ci pensate a quella che già soffrì e voi dormite, e voi dormite.
chi che ha cercato. Ma avete sempre visto. Che volete? Mo' armata così rappresentata. Sono che Gesù. Non lo vedete. E Giuda Iscarioto salutare. Salve maestro, che lo traditore. Fui lo segnale. A guardia alla ferraia e suo portaio, con mano malfattore. Indo Sinedria, o grande sacerdote la dimandava se era figlio di Dio e si stracciava veste tutte e volte che a Gesù rispondeva sì, son io. Hai stammata? Sì, hai stammata. E poi issa ci può stare solo una sorta. Niente pietà per chi stu sciaurata. Sia crocifisso, io o condanna a morte. Non so che sta terra, non voglio fare guerra e porta l'amore a chi crede a me. Sono venuto per salvare l'umano dei peccati e per perdonare chi mo si è venduto, chi viene con me resterà, chi viene con me. Saccia che voi non mi credete, che voi non mi credete, ma sta scritto in do cielo che viaggiamo di. Questa terra tu voglio fare guerra, non porta l'amore a chi crede a me. Sono venuto per salvare l'umano dei peccati e per perdonare chi mo si è perduto, chi viene con me resterà, chi viene con me. Saccia che voi non mi credete, che voi non mi credete, ma sta scritto in do cielo che per voi viaggiamo di, viaggiamo di, viaggiamo di, viaggiamo di.
ma no, che mi venite a dire, non sacci che sto Gesù. Perdonami Gesù, Gesù ti prego, chi muore per me, su sta, chi muore per me, su sta. Sì, tu mi parlava! Ma parlava Gesù! Sì! Sì, tu! Ma no! Come venite a te? Io non sacci chi è! Sto Gesù! Perdonami Gesù, Gesù ti prego, chi muore per me sulla strada, chi muore per me sulla strada. Può condannare a morte. Ci voleva solo permesso del procuratore. Ponzio Pilato, sì, poteva condannare o salvare nostro Signore. E Gesù o pretorio fu portato. Pilato, che già stava in 2 secondi, prendela così, tutta inghiaiata e ricetta: ma che ha fatto sto carosa? Gli è vicina e la dimannaia: è vero che sei re? Vuoi parlare? Gesù senza rancore so guardai. Io rispondetta: io porta verità. Ponzio Pilato ricetta agli ebrei: in quest'uomo non trovo alcuna frode, non appartiene forse ai Galilei. E allora conducetelo da Erode. Erode Antipa, o figlie chi l'infama che facette morì tanta innocente, ricevette a Gesù nel suo reame goppa nutrone, bella e rilucente. E se facette pure schizzoso, prende a Gesù tutto struppiato. Servi, guardarlo io così non oso, portatelo rimesso e ben lavato. Ma quando poi Gesù non rispondette e dimanda che essa la faceva, cattiva assai Erode si facetta, ma condannarla a morte non poteva. Avrebbe fatto a Pilato grande oltraggio, a così, poco riva, o malamente, a Gesù lo facetta grande ammaggio, facendola frustare ferocemente. E Gesù, nata volta, fu portata a botte, mazzate e patimiento per dinto pretorio da Pilato che aveva fa morire che l'innocente. Pilato si faceva assai impressione se guardava Gesù a così a ridotto. Adattai alle ebrei una condizione: o faceva battiamo, e questo è tutto. È tutto quello che a Gesù patette non si può dire. Fa troppo male o cuore. A furia che la gente ha riducetto una chiaia o corpo Signore.
Però gli ebrei non erano contenti. Gesù andava lì, prima Ma sto, è proprio tanto malamente che voi ho trattato mo peggio e lucano. A dimandare Pilato, e sconcertato. Scegliete, uno solo può campare, Barabba o chi sto povero inchiaiato? Recitami, e sti toi, chi ha già salvato? salva Barabba e accida sto pezzente. Allungai una chiorme a Ciracana e Pilato, paurose che la gente, con corardora, se ne lavai in mano. Quanti volte, per dentro patemietta, Gesù incontrai con lui chiamamma soia. Ogni frustata, ogni solito rumiente, ogni ciaccata era una vittoria. Che dolore a vedere soffrire sto figlio senza una colpa, senza un peccato. L'uomo più onesto e puro, con magiglia stroiuta, scarpesata, martoriata. Vedete cadere questo sangue innocente, lacrimiando così per mezza via, sentì la mente e non poteva niente. Come aveva soffrito, pure Maria.
E Gesù fu appoggiato in coppa a croce e dopo tanta pena sopportata, a mano destra, che dolore atroce, a botte martellate fu inchiuvata. O sangue schizzai forte, assai lontano, ma l'uomo senza più compassione inchiuvarono pure la tamana e dopo i piedi, senza emozione. E quando poi a croce fu aizzata, Gesù tremai tutto, senza fine. Ascetta ancora sangue, che straziata teneva a capo a una corona spina. Eppure, chi ne chiaia, indo dormiente, o figlia e Dio restava bella e santa, e si sentiva dita nullamente: papà, perdona tutto, a tutte quante. Non vede più a nessuno, non sente più il dolore, ma solo fredda attorno a me. Voi fate perché mi ha abbandonato, perché te ne sei giuto e mi ha lasciato solo senza te. Te cerco con una barca con mare, te cerco con una uscilla vocile, te cerco come bene più bene. Te ne prego, non me la sta così. Sono coppa sta croce, dopo mi fa felice, fammi tornare vicino a te. E Gesù poi dicette: tenga sete. Ma invece l'erano poca acqua, passai nella spugna piena e coppa una bocca ardente, arsa, stracqua. E fui allora che chiamando Padre, Gesù con un sospiro se ne jette.
Tremai a terra, insieme che soldata, io solo cielo sossa scomparente. O mondo restai sola, senza luce, e nu fredda scennetta in coppa a terra. Gesù, ritorna, torna e porta pace a tutta gente. Fa fermare ogni guerra. Stu sacrificio l'hai fatto per salvare chi ti va bene e sapa crea amore. Gesù, ritorna, che non ci fa restare sperduta e sola dentro sto scurore. Sia
voi che ci avete onorato con la vostra gradita presenza, un grazie da parte mia, del dottore e amico Giovanni Oliva, dell'attrice Liliana Palermo e degli amici di Parole e Musica. Enzo, diciamo chi sono gli amici di Parole e Musica. Diciamo i nomi. Carmen, Carmela, Stefania, Francesca, Elvira, Luisa, Rosario, Rino. e Giovanni. un grazie particolare alla Presidente dei Lions Club, dottoressa Rosa De Nicola, che ci ha consentito di presentare questo oratorio. Al rettore di questa antica chiesa, Don Antonio Cioffi, e volgendo gli occhi al cielo, un grazie e un saluto al poeta Nazario Napoli Bruno, che da lassù ci ha seguito e accompagnato col coro degli angeli. Buona serata e ancora grazie. Un grazie a voi che ci avete veramente deliziato con le vostre voci, la vostra musica, e scientificamente la musica salva la vita. E stasera abbiamo un bel pezzo di vita. Grazie. E io prima di salutarvi vi ringrazio per essere venuti. Vi invito a depositare la vostra offerta in quella bella scatola rossa, la valigia di Caterina, che io ho sapientemente preparato con grande fatica, perché questa è una cosa che già ne faceva mia madre a casa, quindi ho cercato di imitarla un po', insomma il risultato è discreto. Ringrazio tutti per essere intervenuti e un ringraziamento particolare lo volevo fare ad un'amica che sono contentissima di vedere qua stasera, Elena Cavaliere, che è la dirigente di liceo Sciorelli, che ha un bel indirizzo musicale e quindi finalmente anche a Castellammare un po' di musica con i giovani. Grazie Elena per essere stata qui, grazie a tutti. E poi volevo salutare il presidente dell'altro club Castellammare di Stabia, Host, Vincenzo Vitale, è arrivato in ritardo, giustificatissimo, però almeno vi saluta. Eccolo, ci sei. Buonasera, mi scuso per i saluti solo finali, che sono un po' più difficili perché arrivano dopo tanta manifestazione di arte e di bravura, quindi sono sicuramente un minus rispetto a quello che abbiamo sentito. Però dall'altro lato mi fa piacere di poter fare i saluti finali, perché posso congratularmi con gli artisti che abbiamo sentito, siamo contenti, fa sempre piacere essere qui in questo tempio che è uno scrigno di tante bellezze artistiche, del posto ideale per questi momenti. Stasera celebriamo un'altra occasione insieme al nostro club gemello Castellammare Terme, quindi ringrazio e saluto Rosa De Nicola, con la quale stiamo lavorando magnificamente insieme. Ringrazio e saluto Loredana Lignola, che è stata un po' la locomotrice di questo evento, perché abbiamo scelto questo anno sociale di privilegiare e di dare spazio alle eccellenze del nostro territorio. Voi tutti lo siete molto ben abbinati a tanta arte e a tante opere d'arte in questo posto, per cui siamo veramente contenti. Vi rinnoviamo i complimenti, vi ringraziamo di essere stati con noi e continuiamo veramente di avere tante altre occasioni come queste, di riflessione, di spiritualità, ma soprattutto di celebrazione dell'arte e delle eccellenze del nostro territorio. Grazie.